Faceva la riflessione sul proprio mestiere, no? Diceva poco fa rappresentante della classe. Tra l'altro questo ha aperto una grande discussione al nostro interno, il dovere e la difficoltà di raccontare un evento, ripeto, soprattutto quando si è proiettati a raccontare una festa, ci si trova a raccontare una tragedia. Resta, io ne sono convinta, il dovere comunque di raccontare. Il professor Rosso scrive per molti anni e da molti anni è attento e come dire sempre equidistante, sempre al di sopra delle parti, e noi abbiamo una grandissima stima personale per tutte queste giornate, tutte queste iniziative, e non dubito che avranno qualcosa da dire. Io ringrazio il Comune Montichiari, ringrazio il giornale per il quale lavoro presso oggi, ringrazio una persona che ha avuto mio padre, che ha indossato da 50 anni la divisa dell'aviazione, ringrazio i miei amici di Teronome e ovviamente ringrazio anche la mia cittadina che mi ha seguito nel tempo. Io ringraziamento all'amministrazione comunale per questa bellissima cerimonia, un ricordo vivo per Marzio Maccarana. Noi abbiamo una casistica di fotografie e a fine di ogni anno facciamo un libro anche per persone che abbiamo incontrato, quindi lei infila inevitabilmente nel libro del Bresciostro. Se qualcuno vuole dire qualcosa, ho immaginato che più giovane assessore della comunità. La sindaco Rosa, non si pulisca viceprefetto perché noi il sindaco Rosa lo chiamiamo sindaco Rosa. Di avere presso il primo incontro a Cardenero, dove è stato presentato un filmato che rappresentava proprio ciò che è avvenuto in quei giorni. E da parte nostra è stato veramente elemento d'orgoglio poter avere la prima rappresentazione. A Montichiari giustamente è stata fatta la conclusione. Di rivedere quella Montichiari che pochi di noi hanno conosciuto e che molti di noi non hanno avuto la possibilità di vedere. Questo libro è molto bello proprio per questo, ma come sempre invitiamo tutti i presenti a prendere il libro, che è il nostro omaggio, mentre invitiamo Chiara Formella a prendere la scatola e anche la spugna che la sostiene, e io intendevo lasciare la chiusura al sindaco Rosa. Montichiari è grande e stanno bene anche due sindaci, non è la Elena è la figlia della dottoressa Baldini di Televisione. Abbiamo presentato volentieri perché ha un nome importante, come quello del sindaco attuale. E come la mia prima figlia, tutte lei era addosso, tutte lei era addosso. A parte il mio vero grazie, siamo orgogliosi come Pecarensi di aver fatto per poco tanto che meritava di essere fatto. È un po' la nostra abitudine, non sentirci né secondi né terzi rispetto a nessuno, perché tu rispettato tutti. Mi auguro che quel poco tanto che è stato fatto quest'anno possa essere ripreso, e quindi mi sembra ci sia già stato un impegno da parte dell'area club per una ripetizione di tutta la manifestazione, non so se fra un anno, fra un biennio o quando, ma sicuramente anche allora ci saranno i comuni vicini che vi saranno. Grazie signor
Grazie a tutti gli ospiti.